Naturalmente Strano Amore Siciliano insieme alla mia bella collaboratrice vi dà il benvenuto. Vi presento soprattutto Antonia. Buonasera cari amici telespettatori. Allora, Antonia, cosa possiamo dire ai telespettatori che ci stanno guardando in questo momento? Che stasera sarà una puntata molto intrigante, vi consiglio di stare incollati alla TV per guardarci. Certo, innanzitutto cominceremo con la rubrica dell'indovinello dove saremo io e Antonia naturalmente a presentarvelo, giusto? Dopodiché che cosa passeremo? Dopodiché passeremo alla rubrica dell'indovinello, mi raccomando. Non mancate. L'abbiamo detto. Non mancate. Eccoci qui amici telespettatori, finalmente 11° appuntamento con Strano Amore Siciliano. Naturalmente questa sera sono in bellissima compagnia con la mia assistente Antonia. Buonasera a tutti carissimi amici. Allora vi diciamo subito che praticamente questa sarà una puntata molto particolare, perché? Perché sarà una puntata molto ma molto intrigante, quindi vi consiglio di non muovervi dall'obiettivo. Che c'entrava? Sì amici telespettatori, purtroppo anche questa volta siamo giunti al termine di questo nostro 11° appuntamento. Ci dispiace però purtroppo è finito. Sì, magari per questa volta. Vi diamo appuntamento naturalmente alla prossima puntata, sempre su Telesud. Vi aspettiamo. Sempre nei soliti giorni. Che sono? Eccoci qui amici telespettatori, 12° appuntamento con Strano Amore Siciliano. Naturalmente questa sera vi presento la mia nuova collaboratrice. Ciao! Taglia! Non me l'aspettavo. Ma scusi, ma che fa lei? La birra qua se la deve bere lei, mi scusi. Ma lei si deve bere la birra qua da noi? Io cammino e bevo, no? Ma non ha notato che noi stavamo registrando? No, non l'avevo visto che c'era. Allora ha problemi di vista lei? No, non ci vedo proprio. Ho capito. Vabbè. Che mangia, scusi? C'è la sagra della spingia. Ah, mangia spingia. Spinge gratis allora. Grazie. Ok. E birra pure, c'è la sagra della birra. Beh, saga della birra? A domani. Va bene, vai. Cosa devo dire quando ti dici... Ciao amici telespettatori, Ecco. va bene? Speriamo che non mi... Prova, vediamo. Ciao, perché? Ma non posso cambiare cosa? Ciao amici Ciao telespettatori. Amici telespettatori. Tu puoi parlare adagio, lentamente. Infatti. Ciao. Questo, perché io Ciao, amici telespettatori. Ciao amici telespettatori. Okay. Ah, pronto? Personalmente, giusto? Giusto. Cosa possiamo dare come messaggio ai telespettatori che ti stanno guardando? Dovete sempre guardare l'emissione che fa Alberto perché è un'emissione che ti fa ridere. Cosa? Oddio mio che segno russo. Ciao, come ti chiami? Benny. Allora, Benny, come hai passato il Natale? Bene. Hai passato bene? Sì, Lavorando? qui in fiera a lavorare, sì. Ascoltami, Benny, cosa possiamo dire ai telespettatori che ci stanno guardando in questo momento? Vi auguro un buon Natale e felice anno nuovo a tutti. Stop, Natale l'abbiamo passato, cioè. Vabbè, non va bene. Chiamare. Vabbè, però. Mi stava carino. Allora. Vieni. Ciao, come ti chiami? Benny. Benny, hai passato bene il Natale? Sì, qua in fiera a lavorare. Perfetto, avete lavorato? Sì, sì. C'è stata molta gente praticamente. Ascoltami Benny, cosa possiamo dire ai telespettatori che ci stanno guardando in questo momento? Vi auguro un felice anno nuovo. Un buon 2008. ciao. Ciao. Me la fai vedere? Perfetto. Ciao, Ciao. come ti chiami? Benny. Benny, hai passato bene il Natale? Allora bene. Allora bene. Silenzio, cortesemente, grazie. Ciao. Ciao. Come ti chiami? Benny. Benny, hai passato bene il Natale? Sì. Hai lavorato? Sì. C'è stata molta gente, ho visto insomma che era pieno di persone. Io non ce la faccio più. C'è stata molta gente, sì, guardi. Allora, Chuck si gira. Che è? Va bene qua? Aspetta, ci mettiamo qui? Devo cercare, ne mettiamo uno mezzo, c'è l'albero Natale. Ascolta, qua. Aspetta. Vai. Ok, come ti chiami? Nadia. Nadia. Vabbè, sei pronta? Vai. Aspetta. Vai. Pronta?
Posso? Allora, 3, 2, 1. Ciao, Ciao, ti chiami? Nadia. Nadia, ascoltami Nadia, com'è che hai passato il Natale? Me lo vuoi descrivere? Benissimo, il mio Natale è stato bellissimo, troppo bello, al lavoro. Al lavoro? Al lavoro, sempre al lavoro. Hai lavorato bene oppure hai lavorato... Ma insomma, si è lavorato. Si è lavorato? Sì. Non so, ci puoi descrivere qualche momento del tuo lavoro che ti è piaciuto di più? Ma tutti i momenti, perché alla fine si diventa una famiglia, qui in Certo. Fiera è così. Sì. Soprattutto a Appunto. fare gli sketch televisivi. insomma. Certo, appunto, ridere, scherzare. Sempre così. Va bene Nadia, sei di Marsala? Sì, di Marsala. Va bene Nadia, ascoltami, ora siamo giunti, naturalmente abbiamo passato il Natale qui, tutti si può dire in famiglia. Cosa vuoi dire ai telespettatori praticamente che ci stanno guardando che prossimamente dovranno passare il Vi 2008? auguro un felice anno nuovo, quindi un felice 2008. Esatto, un pensierino per, non so, qualcuno? Non ho niente da dire a nessuno, sinceramente, niente da dire Niente a nessuno. proprio? Sicurissima Vabbè, di allora, questa quello cosa. che diciamo che cos'è? Felice anno nuovo. Esatto, ciao da Alberto e E ciao da Nadia. Ciao ciao. Ma mi fai domande qual è il momento più felice? Qual è il momento più felice? Che facciamo un caspita la mattina fino sì. Sabato sera Qual è il suo momento No, felice? brava sei stata, complimenti. Va bene? Ciao Nadia. Ci vediamo presto. Mettiamo? Come? La televisione che hai visto? Telesud. Dai. Possiamo? Sì. Allora, ciao. Ciao. Ti chiami? Piero. Piero, ascoltami Piero, hai passato bene il Natale? Ma lavorando qui. Descrivimi qualcosa. E cosa devo descrivere? Qui in fiera, tutto normale, un po' di Ho movimento. visto confusione anche da te, per cui... Sì, in fine settimana soprattutto, all'inizio settimana un po' di meno, comunque il fine settimana si Va bene, lavora. ci avviciniamo naturalmente all'anno nuovo, cosa puoi dire? Un pensierino per i telespettatori che ci stanno guardando? E auguri di buon Natale e di buon Capodanno. E un buon 2000. Da? Buon Capodanno. Sì, da? Da Piero. Da Piero, ok, ciao. Non mi piace. Facciamo a re. Aspetta. Non mi piace. Allora, concentrati. Non va a fare nada. Non ti preoccupare. Come mi chiamo? Sì. Alicia. Alice, nel paese delle meraviglie o nel paese dei balocchi? No, in nessuno dei due, nel mio paese. Normale, di dove sei? Di Trapani. Ah, di Trapani sei. Va bene Alice. Sei pronta? Per fare cosa? Per fare gli auguri natalizi. Ah, ok. No, natalizi, gli auguri di buone feste e Capodanno. Ok. Ok, sei pronta? Facciamo gli auguri a tutti. Bravo. E vi invitiamo alla fiera, dato che non siete venuti. Ah, è Fiera, Jeffy? finita. Certo, noi per il momento siamo fuori. Ah, siamo fuori? Fuori. Ah, ok. E quindi che devo dire? Ah, allora auguri di buon anno. Cioè, tu hai visto quello che ha detto praticamente Nadia? No, non Eh? c'ero, sono arrivata in quel... Ah. Nadia, spiega. Come ti chiami? Ah, auguri Alicia. Spiega ad Alice praticamente quello che devi dire. Auguri di buon anno a tutti e felice anno nuovo. Perfetto. Va bene così? Ok. Mezza canzone? Mezza canzone? Tipo, qualche canzone natalizia? A Natale puoi stare con Casanova. Va. A Natale si può fare Si può fare di più. Basta. Basta, va bene. Questo non va in onda però. No, ci mancherebbe altro. Che hai detto, scusa? Su Telesuddo. Suddo? Basta. Eh sì, siamo qui. Siamo praticamente in onda. Siamo in onda, no? No. Non sbagliamo. Noi siamo rete piccola, ma Buona. buona. Piccola, ma Ma buona. buona. Giusto? Certo. Perfetto. Come ti chiami? Di nuovo Alicia. Alice. Me l'hai detto a me, ma lo devi dire ai telespettatori. Ah, il mio nome è Alicia. Sono la numero 22, votate. Ma come si fa? Ma posso stare così io con voi? Cioè volete sempre scherzare? No, dai. Vabbè, diciamo cose Ma sì. sono accese le ragazze, ma come mai? Ma perché non si fa niente, quindi Esatto. Cioè, in Dobbiamo qualche modo fare lo devono passare al tempo. in giusto? qualche modo dobbiamo pur divertirci. Certo. Ci siamo solo noi. Certo, solo noi. Va bene. Pochi Cominciamo? Ancora. Perfetto. Allora, Chuck si gira. 1, 2, 3, via. Ciao. Ciao. Ti chiami? Alicia. Alice. Ascoltami Alice, hai passato un bel Natale? Non devo arrivare ancora.
Ok, scusate. Ah, sì. Alice, Ma guarda, Alice. me lo dovevi dire. Mezz'ora che parliamo, Alice. Scusa, ok, posso? Possiamo? Allora, Aspetta, mi attacco i capelli però. Ma poi tutte queste riprese che avevamo ci fate un DVD. Che ridere. Ma quella del numero 22 non esce. ma se poi ce lo mettiamo. Dai, va bene. Allora, pronta? Dai. Allora 3, 2, 1, via. Ciao. Ciao. Ti chiami? Alicia. Allora Alice, dimmi, hai passato un bel Natale? Sì, benissimo. Come? Descrivicelo. Sono stata in fiera Sì, con le mie colleghe. Sì. Ci siamo divertiti, abbiamo fatto tantissimi abbonamenti. certo, Vodafone. logico. Poi? Avete fatto poi sono stata con i miei parenti. qualcosa carina di speciale avete fatto? Qualcosa non so da poter raccontare qui ai telespettatori, non so. Ma, Perché in questo momento ti stanno guardando. Ah, ok. Su no. tutta la provincia di Trapani. Niente di speciale comunque, niente di speciale. Va bene Alice, abbiamo passato un bel Natale, dobbiamo Sì. dire. È stato praticamente un Natale come se noi lo avessimo passato in famiglia, giusto? Mhm. Cosa puoi dire ai telespettatori che ci stanno guardando per un prossimo, naturalmente, Capodanno? Cosa puoi dire? Un messaggio che tu vuoi mandare? No, buon anno a tutti e felice anno nuovo. Ok, buon anno allora da Alice e da Alberto. Ciao. Ciao. Che è finito? E ciao, ora deve fare ciao con la mano. Bravo. Non sono brava a fare queste cose. Se vuoi possiamo È finito? ripetere. No, non sono brava. Abbiamo finito. Puoi fare di nuovo una prova, ok? Facciamo una prova? No. Ripetiamo? Non sono veramente brava a fare È questo. fotogenica la signorina, scusa? Abbastanza. Mi Sei mettete- fotogenica? Sei pronta? Lo facciamo di nuovo? No. Non so, vuoi dire qualcosa di carino, un pensierino, una cosa? Cosa devo dire? Non lo so, non mi viene spontaneo dirle così le cose che poi mi guardano tutti. Cioè, potresti dire non litigate, un pensiero cioè, di poter affrontare questo anno nuovo, magari in armonia, di non litigare. Ma sta di non- registrando? No. No. Ah, no. No? No. Allora, pronta? No. Ciao. Ciao. Ti chiami? Alicia. Allora Alice, dimmi, hai passato un bel Natale? Sì, abbastanza bene. Descrivici il Natale che hai passato. Allora, sono stata in fiera con i miei colleghi, Sì? sono stata in famiglia Ah. con i miei amici Mhm. e mi sono divertita. Perfetto. Va bene, puoi dare un messaggio particolare ai telespettatori che ci stanno guardando? Ragazzi, Guardate che stiamo facendo pubblicità occulta, eh? Non è giusto? Stiamo facendo pubblicità occulta. Scusate, Vodafone, abbonatevi. Ragazze, voi vi state approfittando. Si stanno approfittando, ma ti sembra giusto? stanno registrando ancora. No. È certo che sta registrando. I telespettatori ci staranno vedendo in questo momento, loro fanno pubblicità occulta, non è Life is giusto? now, ok. Eh? Vabbè, dai, ricominciamo. Va bene. Allora, pronti? Chuck si gira, 3, 2, 1, via. Ciao. Ciao. Ti chiami? Alicia. Allora Alice, dimmi, hai passato un bel Natale? Abbastanza bene. Descrivicelo. Sono stata in fiera con i miei colleghi e poi in famiglia. Logico. Va bene. Dimmi Alice, cosa puoi dire ai telespettatori che ci stanno guardando? Non so, un messaggio particolare per il nuovo anno che si sta avvicinando? Ma spero intanto che passino un bel Natale, un bel Capodanno. Vedi Alice. Ma perché non si fanno queste cose così? Basta, non ci riesco. Andiamo, dai, No, vieni non qua. ci riesco. Basta. 32-28, dai. Andiamo, forza. Buonasera, mi chiamo Alice, ho 22 anni. Allora, stop. Pronto? 3. Ragazzi, state facendo pubblicità occulta, non è giusto. Non è giusto. Allora, pronta? 3, 2, 1, via. Ciao. Ciao. Ti chiami? Alicia. Alice, allora dimmi, come hai passato il Natale? Abbastanza bene, in famiglia, in fiera con i miei colleghi e con gli amici. Hai fatto qualcosa di, non so, spiritoso, bello, da poterci raccontare, da far magari sapere ai telespettatori che ci stanno Ma guardando? niente di particolare perché comunque sto sempre in fiera, la mattina faccio Cioè, un tirocinio in un centro d'accoglienza. È stato comunque un bel Natale, sì. Sì, abbastanza. Abbiamo passato, come dire, in famiglia. Sì. Sì. Ascoltami Alice, per il nuovo anno praticamente che si sta avvicinando, vuoi dare, non so, un messaggio particolare ai telespettatori che ci stanno guardando? Un consiglio magari per il nuovo anno? Ma spero che affrontino l'anno che viene in maniera positiva. Sì.
Di non litigare, di non soprattutto. litigare soprattutto Perché il litigio non è e buono. di venirsi incontro. Certo, va bene, tanti auguroni e un felice anno nuovo da Alice e da Alberto. Ciao. Allora, Noi pure vogliamo fare un coso nostro, tipo, e poi ci come dai un il coso nostro? CD. Tu hai detto vogliamo fare un coso nostro, in che senso? Chiariamo le mosse perché che facciamo Vogliamo qua? tutte le cose che abbiamo detto in un CD. Ah, Vogliamo il CD. Oh, tipo, facciamo pominettone. no, purtroppo non si può vedere, poi si vedrà all'ultimo. Oh, facciamo pominettone. Vieni, vieni, vieni. Salve. Certo, logico. Ovviamente, certo. Va benissimo, ok. Grazie, grazie anche altrettanto a te. Ciao, ciao, ciao. Salve. Non siamo in vena. Ce l'abbiamo moscia quest'oggi. Ascolti, un messaggio praticamente che vuole dare ai telespettatori che la stanno guardando qual è? Andate a tutti quanto siete, che non vi siete fatti vedere nemmeno un giorno, Per il momento- come è di giusto. Per il momento il signore qua ce l'ha, bella. Che cosa vi devo dire? 20 giorni che siamo qua, siete stati a casa, ora andate a fare tutto il A chi? Allora, io invece voglio intervistare te. No, ma io sono. Non Tu so- praticamente non sei di qua. No, Dove sei? Di Catania. Io. Di Catania, tu sei qua praticamente per vendere il tuo prodotto. Se capita, lo spero. Ascolta, noi abbiamo passato un buon Natale, ma naturalmente che ci stiamo avvicinando praticamente al nuovo anno. Quale consiglio potresti dare ai telespettatori che ci stanno guardando? Beh, non saprei, divertitevi, vedete la vita, fregatevene di tutto e di Esatto. tutti. Di prendere praticamente il nuovo anno, com'è che la devono prendere? La devono prendere. A chi piace lo prende. Dove lo vogliono prendere loro scelta. La devono prendere bene. Certo. Giusto? Soprattutto con allegria. Superare magari questo vecchio anno, il 2007, e Certo. andare incontro al nuovo anno, il 2008, Con la naturalmente con speranza, più. bravo, con la speranza che magari sia migliore di questo qua già che sta passando, ma non sperateci troppo però. Va bene, tanti auguroni, un buon 2008. Non preoccupare Naturalmente questa speranza. Naturalmente da Pippo, per Catania, Esatto. Giuseppe, per tutti gli Vabbè, altri. e da Alberto naturalmente. Certo. Ciao amici. Ciao. Ghiada minchiata fice. Ciao. Ciao, come stai? Come ti chiami? Adamo? Adamo? Sì, Ascoltami Adamo. sì. Passato bene il Natale? Sì. Così così. Così così. Ascoltami, ora che ci stiamo avvicinando naturalmente al 2008, Sì. giusto? Sì. Cosa vuoi dire tu ai telespettatori che ti stanno guardando in questo momento? Dagli un messaggio praticamente da poter passare un 2008 più bello, più in armonia. Che cosa potresti dire? Ascoltate, Io voglio che bacia tutto il mondo. 2008. Esatto. Sì. Hai detto ti chiami Adamo? Sì. Quanti anni c'hai Adamo? 35. E di dove sei? Non penso che sei di Valderice. Sudan. Di Sudan. Di Sudan. Bravo Adamo. Ciao, grazie, auguri. Bellissimo. Puoi chiedere questo qua, non vede che è nero. Praticamente è nero, Vabbè, nero incazzato. Vabbè, può essere pure che era De Valderice No. e pace magari era Gunda. Ma anche io non vedo che sono nero, più nero di lui sono. Lavoro più nero di io. Una volta mi è capitato di intervistare un ragazzo nero che era praticamente Di Napoli. Esatto. A Napoli ci sono i ragazzi neri che parlano napoletano. Come no? Lo sai perché? Perché? Oh, perché durante la guerra Esatto. che cosa nasce? Che a Napoli arrivano gli americani, Esatto. gli americani di colore. Logico. E allora poi nacque quella canzone, è nato un creatura, nero nero, chiamamo Yamashiro, Esatto. signore Yamashiro. Va bene. Ok, un ciao naturalmente da Alberto, ciao da Ciao ragazzi, ciao. Ciao Pippo. Divertitevi che la vita è breve, è bella ma è breve. e naturalmente anche un ciao da Ciao, grazie. da Adamo. Ciao. Ciao, Ci auguri. vediamo in televisione, che Sì, faccia. ci vediamo in televisione. In televisione. Ma quanti anni hai? 35. 35. Sì. Va bene. Ciao. Hai capito? Non posso
Salve, ciao. Ciao, Come ti chiami? sono Sadik. Chi? Sadik. Sadi. Sì. Ascoltami Sado, passato un bel Natale, sì. No. Sì. No? Il Natale l'ha passato brutto. Male, molto male. Ascoltami Sadi, tu quale messaggio vuoi dare ai telespettatori che ti stanno guardando in questo momento, che praticamente si sta per avvicinare il 2008? Che messaggio vuoi dare? Che consiglio? Sadi? Oh, non posso dirti niente, però veramente che questo Natale è male. Male. Sì, veramente male, per questo sì. Allora, che cos'è che possiamo sperare praticamente in un prossimo futuro, cioè nel 2008? Difficile da dirti io, però non so che cosa dirti niente, ma non posso dirti Cioè, di dove sei tu? del Sudan. Del Sudan. Eh sì, Quanti anni c'hai? 3 anni. Quanto? 3 anni, 3 anni? sì. Ne dimostri di più comunque. Dica? Ne dimostri di più. Ok, grazie. Vabbè, ti ringrazio Sudan. voi. Sidan, come ti chiami? Sudan, Su- Sadik, no. Sadi? Sì. Sadi. Ok, ciao Sadi. Grazie Ciao, mille. buon lavoro. Ciao. Ok.